Buongiorno a tutti, anche siamo qui a Cuneo, a Centallo, con il mio amico Franco Dalmasso, che fa la levatura. Da 15 anni, quasi 20 che collaboriamo, perché lei ha bestie piemontesi, in Tacco Alvi, e una conta un po' su fa chi magari in piemontese, vediamo se capiamo qualcosa. Ciao a tutti, l'allevatore lo fonda 20 anni, lei rileva l'azienda di famiglia di mio papà, che è dal 1960 che fa il suo lavoro sì, e ho continuato questa nuova avventura. Questa è la mia azienda dal 1960 a Sinagoga. Ottiene vitelli, ottiene vacche, ottiene manzi, e quanti capi ti ghiacchi in tutto? Più o meno 100 capi, linea vacca vitello. Ma cosa ti dà da mangiare? Il feng sarebbe l'erba secca fatta a maggio, il maggengo alle vacche, insomma 4 tai del feng, il maggengo ricetta che sarebbe resi in piemontese, terzol, terzuolo e quartirolo. Allora siamo in tre un po' in stalla, di quando è sta stalla? È del 1800. Questa è una delle cascine vecchie di Zantal. Pensate che questa era uno dei nostri moderni nightclub, e adesso invece è una stalla, vedete, ci sono volte a botte, a mattoni. Queste sono le stalle più sane che l'uomo. E un luogo cosa consiste? Alla mattina calo giù a 6 ore, nei per 2 ore e mezza, e dopo fino al domesdì torna verso 6 ore, torna dietro 2 ore fino a ore zaira, più o meno 7 ore, zaira. E nel frattempo durante il dì fuietti lavori in campagna, ad esempio io ora tacumo fumo per il fen, e prima pianta la melia e via dicendo. Le travai che sta all'aria aperta, la signora che te comanda, però le travai dur perché lo fa 365 all'anno.